Ore 9:10. Inizia l'abbattimento di un nuovo edificio delle Vaschette a Marghera. Sotto i colpi della macchina demolitrice che si mangia letteralmente mura, stanze e cornicioni, se ne vanno i civici 97 e 99 di via Pasini. Osservano le operazioni gli occhi attenti del sindaco Orsoni, del vice sindaco Simeonato, dell'assessore regionale Giorgetti e di molti residenti. Nati nel dopoguerra per ospitare gli esuli istriani e dalmati, questi edifici negli anni 90 sono diventati covo e rifugio di clandestini, sbandati, spacciatori. Io sono stata legata dall'amicizia alle persone che qui abitavano, però d'altra parte dovevamo arrivare a questo punto, dovevamo arrivare alla liberazione dei terreni e speriamo che qui rinasca un altro villaggio dove rinasca la vita. Partito nel 2010, il progetto di riqualificazione si è scontrato con problemi burocratici che ne hanno stoppato molte volte il cammino. Adesso finalmente ci siamo, sul tavolo, pronti quasi 10 milioni di euro. Questa diventa appunto una delle porte d'accesso della città, c'è l'esigenza comune insomma, di portarla a crescere sia socialmente che dal punto di vista urbanistico. Di edifici da abbattere ne restano 3, 2 saranno demoliti tra ottobre e novembre, per il terzo e ultimo manca l'accordo con alcuni proprietari. Ci sono da determinare delle questioni di carattere patrimoniale con alcune proprietà che sono ancora presenti all'interno, ma insomma è solo questione di tempo. Un progetto che si inserisce in un più ampio piano su scala regionale. Oltre alle Vaschette ricordo Padova, Vianelli, ricordo Verona, l'ex villaggio dell'Oca Bianca, e quindi l'impegno che la Regione sta prendendo in collaborazione con le amministrazioni locali, l'obiettivo è il medesimo, migliorare la qualità della vita dei nostri quartieri.